Music, news, sport. Every day for you on the web. LecoChannel.it, the Blue Light Blue Radio. Mister, continuate la vostra corsa. Oddio, è dal 22 di luglio che state correndo, finiremo di correre il 2 di giugno, quindi l'ultimo giorno disponibile. Un'altra vittoria 2-0 su un Cesena, sicuramente rimaneggiato, ma che avete addomesticato abbastanza bene, almeno nei suoi uomini più pericolosi. Sì, ma è un gruppo che evidentemente non vuole smettere di stare insieme. Penso che si vada letta così questa partita, l'approccio a questa gara, il modo con il quale la squadra ha vissuto anche gli ultimi 10 giorni. È una squadra che non si stanca mai di lavorare, questo poi si vede in campo, perché oggi il primo tempo anche il Cesena ha tenuto botta, poi il secondo tempo secondo me non ne aveva più e noi avevamo tanta voglia di andare in finale e sono contento per i ragazzi. Avrai due sicuri assenti, diciamo abbastanza sicuri assenti domenica, soprattutto Dragoni, un riacutizzarsi della fascite plantare o piuttosto qualcosa di traumatico? Abbiamo perso 2 giocatori nel primo tempo, si sperava ovviamente di avere qualche infortunio in meno in una partita di questo tipo, però siamo in 25, ci sono altri che oggi erano in tribuna, noi dobbiamo guardare, come dico sempre, chi c'è, quindi faremo un po' di staffetta. Riccardo, 2 gol per portare i tuoi compagni in semifinale al termine di una partita che sicuramente avete interpretato in un modo ottimale, concedendo veramente poco al Cesena e avendo le vostre buone occasioni già anche nel primo tempo. Sì, è una vittoria meritata. Questo gruppo è un gruppo importante, fatto di grandi giocatori, insomma, lo staff, la città, ce la meritiamo tutti sta finale, no? E quanto riguarda la partita, sì, contro una buona squadra, si percepiva dal campo che chi segnava prima, insomma, portava a casa la vittoria e così è stato. Che squadra vi siete ritrovati contro? Mancava qualche titolare al Cesena, non è una cosa da nascondere, però sicuramente c'erano anche elementi di ottimo livello. Sì, dai, mancava il portiere e un attaccante, insomma, per il resto la squadra titolare, quindi una buona squadra e noi in questo periodo è difficile, insomma, ritrovare tante energie perché le hai spese per il campionato, quindi il primo tempo magari è stato un po' sottotono, poi noi personalmente parlo del Lecco, siamo usciti alla grande come sempre, insomma, con i fraseggi che sappiamo fare e è uscita un'ottima mezz'ora del secondo tempo. Come e quanto si recupera nel giro di 48 ore spaccate? È dura, però deve essere la testa, insomma, a far recuperare le gambe, perché sai che ti vai a giocare una cosa che non ti ricapita tutti gli anni e quindi contro una o l'Avellino o la Pergolettese comunque sono 2 squadre ottimali e quindi la testa deve essere brava a far recuperare le gambe. Giancarlo, ti abbiamo ritrovato nel momento del bisogno, nel momento in cui serve sempre piedi buoni in campo con la semifinale, non sei chiaramente al 100%, anzi comunque finché ne hai avuto sei rimasto in campo. No, purtroppo no, non sto benissimo, però sono contento che il mister mi abbia dato la possibilità di dare il mio contributo oggi, ce l'ho messa tutta, però anche oggi è stata una grande prestazione di squadra e credo che come sempre quello ci ha fatto fare la differenza oggi. Le vostre armi migliori, quelle degli attacco nella profondità, tu hai ricevuto una bella palla a Pedrocchi, poi lì voglio dire, la giocata che hai fatto generalmente non è da attaccante che in quelle situazioni tira, però direi che hai fatto la scelta più giusta con quella sterzata e poi l'assist per Riccardo. Ma sì, abbiamo trovato delle ottime giocate, in quelle 2 occasioni credo di aver fatto la scelta più giusta. La terza potevo tirare in porta, però non stando bene con la gamba ho preferito cercare un'altra situazione per Simone, però non è venuta, ma abbiamo creato tante altre occasioni, sicuramente con una forma un po' diversa avremmo potuto fare meglio. Recuperi per domenica o stringi i denti, cosa che dovrei fare in ogni caso ovviamente, ma quanto e se stringere i denti ti permetterà di essere in campo? Non lo so, vedremo, sicuramente domani sarà importante recuperare e vedremo un po', non lo so, vediamo cosa deciderà il mister. Music, news, sport. Every day for you on the web. LecoChannel.it, the Blue Light Blue Radio.